Buongiorno. Signora Daniela! Che piacere rivedervi dopo tanti anni. Don Pasquale. Don Pasquale, dopo tanti anni passati all'estero, mi chiamano Linus Kreischmann. Christ, il piacere di questo incontro è immenso anche per me. Contavo i secondi dal desiderio che avevo di vedervi. Yes. Bevete qualcosa? Sì, un caffè. Giovanotto, please, un caffè. Ok, Don Pasquale. Ditemi in che cosa posso servire. Desidero rivedere Sal, mio figlio. So che è molto legato a voi e quindi non vi sarà difficile procurarmi un incontro, diciamo, in modo casuale. Ma non è possibile, signora Bell. Non posso. Sono tornato da poco dall'America e come ben sapete, poi vostro marito e Sal ora hanno altre amicizie. No, non dite sciocchezze. So benissimo che Mario e Sal stravedono per voi. Ho trovato. Domenica voi tre andrete al porto. E che scendiamo a fare? A prendere l'aliscapo per Capri. Per Capri? Sì, perché non va bene per voi? Sapete, gli affari non vanno bene nemmeno per Mario. Ah, ho capito. Una segna da me. Ecco a voi. Ma volete scherzare? Vi pare che io... Vi prego, accettate. Ma perché? Perché? Fate come vi ho detto e potrete sempre contare su di me. Voi mi capite, vero? Ecco, ma non vi ho capito. Vi ho capito. Ora devo andare. Volete che vi accompagni? No, è meglio di no. Ci rivedremo domenica. A domenica. Arrivederci. Arrivederci, signora. Non me li va a fare una gita. Io che fanno una fiera nera. Come prima si abbraccia a me
quest'amore, voglio pappagane, voglio sta bocca più attaccata a me. Appicciamo sto cuore, fammi male, e spogliata da voglia mi stia bene. Dammo calore base più caramelle, stringiamo forte in da sto grandate. Io ti voglio ancora innamorata, dolce amara resta in braccia a me. Dimmi che sia mia, non è gelosia, inferno paradiso, io voglio a te. Appicciamo sto cuore, fammi male, e spogliato da voglia mi stia bene. Dammo calore base più caramelle, stringiamo forte in da sto grandate. Io ti voglio ancora innamorata, dolce amara resta in braccia a me. Dimmi che sia mia, non è gelosia, inferno paradiso, io voglio a te. Ciao papà. Ciao Salvatore. Com'è andata oggi a scuola? Tutto bene? Papà, lo sai che non ti ho dato mai dispiacere. Questo è vero. Anche perché tu sai quanti sacrifici ho fatto per farti studiare. Sai papà, abbiamo fatto anche una partita oggi. Uffa, tu è questo pallone. Comunque pensa a studiare, che è la cosa più importante. Certo che se ci fosse la mamma, potrei farli con lei i compiti. Salvatore, l'ho detto 1000 volte, della mamma non ne parlare più. Dal giorno che è partito col padre non è voluta ritornare. Perciò smettila di pensarci. Hai capito, Salvatore? Scusami, Sal, ma sto un po' nervoso. Anch'io vorrei tanto che la mamma tornasse, ma non saprei proprio dove cercarla. Speriamo che un giorno ritorni. Ma che stai scrivendo? Sto facendo la somma degli stipendi che mi deve dare. Già. Ma perché quanto ne sono? 5 anni. 5 stipendi. Già scrivo la somma. Te lo dico io quando devi scrivere la somma.
è il momento di pensare agli stipendi. Tu spiegami perché devi pensare solo agli stipendi. Gli stipendi li pensi, però poi a me non mi ne dà ancora niente. Tu mi capisci? È permesso? Vai, 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 provvisoriamente, e non devi andare. Buongiorno, Don Lenù. Salvatore. È bella la guaglione, Come stai? Caro Ti Mario. vedo bene, sai? Tutto a posto? Tutto a posto. Perché ci avete mandato a chiamare? Paolino, ma che è successo qualcosa? Niente di grave, anzi, cose buone. Ce ne andiamo a Capri. A Capri. Ma io non so nuotare. Perché io sono nuotare. E mica andiamo a nuoto. Andiamo con l'aliscafo. L'aliscafo. Gesù, ma capi mai a fare sto Capri? Mario, andiamo a fare una gita perché ho vinto 3 biglietti. Sì, 3 biglietti alla lotteria. Andiamo a fare il turismo. Ma quando turismo? Che non si può mangiare? E mangiamo a Capri. A Capri. Ma io devo fare gli allenamenti. Vabbè, gli allenamenti li puoi fare pure a Capri. Ah, tu? Al mare ci devi fare io. Paolino, ma che gioca a pallanuoto, chi? Quella deve giocare il pallone con i ragazzi. O a pallone, o a pallacanestro, o a pallavolo, che lui sempre a palliamo a finire. Ma dico io, ma perché chi sta a Capri a giocare pallone? Mari, noi dobbiamo andare a Capri. Ah, sì. E basta. Quando avesse mai? Domenica. Domenica. Domenica alle 9 prendiamo l'aliscafo. Sì, non so che succede. Ma perché che succede? Succede che perdiamo l'aliscafo. Perdiamo la gita. Ti pare no? No. E adesso andate via perché devo conoscere la mia proprietaria. Veramente? La mia padrona di Ma casa. poi non fa niente, Mi ci vediamo raccomando, all'aliscafo. Mario, precisione. Arrivederci. Alle 9. Alle 9 in punta all'aliscafo. Alle 9 precise. Non vi preoccupate, andiamo, salva tu. Assan c'annare vietti sciamana del, c'annare vietti sciamana del. Vabbè. Chi è? Signora, sono il vostro inquilino. Oddio! Un uomo! Ma che là ce l'ho della mazzella in capo a chiesto. Gesù, Gesù, un uomo! Casa mia. Oh. Dite, parlate. E una parò. Se non aprite, signora mia, come parliamo? Sapete che cos'è? Che dopo la morte del mio povero marito Asdrubale, mai nessun uomo ha varcato la soglia di questa casa. Non voglio che la gente sparli sul mio conto. Ma 2 parlo soltanto e vado via. 2 sole? 2 su. 1 e 2. 1 e 2. Vabbè, accomodatevi. Lasciano fuori. Mi raccomando, visita breve. Sono aiutato vera. Che maronna è successo? Mi crede che avevo terremoto. Non vi potete sedere! Allora c'è allerta. No, su quella poltrona no. Oh, sarebbe un sacrilegio. Quella era la poltrona del mio povero Asdrubale. E chi ha sdrubbala? Era il mio povero marito defunto. La sera, dopo cena, leggevi il giornale su quella poltrona. Io poi lavoravo a maglia e mi sedevo su questa poltrona di fronte a lui. E ogni tanto ci davamo uno sguardo così d'amore. Lui a me, io a lui. Ha cavuto la mia in stomaco. Allora ditemi voi dove mi devo mettere. Qua. Venite qua, eh? Qua, oi? Amici un cane coppa a seccia. Così, ecco. Pare che stiamo in dopo il mano. Ah, beh. Signora mia, ma come parliamo se non ci guardiamo in faccia? Questo è quello che non ci deve essere. Io lo giurai al mio povero Asdrubale che mai avrei offeso l'anima dell'anima Sì, destra, viva del te. mio povero Asdrubale. Sarei rimasta pura come lui mi voleva. Parlate, siate breve. Parlerò. Vedete, signor, si tratta di questo. Da quando io sono tornato a Napoli, io ho messo questo negozio. Gli affari non mi vanno tanto bene. Beh, e che c'ha fatto? Me ne porta a me. Dovreste pazientare un poco per i 3-4 milioni che lei dovrebbe avere. Ma che tre? Quello sono 6. Quando arriviamo a un anno vi pago tutto.
Egregio signor Christ. Mi ha chiamato Melinus. Oh, mai una confidenza simile. Ah, ci ha fatto una tua. Ma che direbbe a strubbale? Ma sta sempre piesa, sta struppola. Oh. Ma lui saprà che io mi trovo in difficoltà economiche. Certo che lo sa. Ma io vivo con questa rendita e non posso. Signor, fatelo per la struppola. Vi prego. Oddio. Oddio, che mi dite? Lo sentite? Lo faccio per Che lui. Ma È lui che bollino. mi suggerisce. Sì, guardate, lo faccio per la struppola. guardate com'è contento. Oh, Pare sì. come voi stesse facendo una dichiarazione d'amore. Bello. Puzza passa voglia quando è brutto. Sdrubbale. Bello, bello, amore mio. Oh, sdrubbale, amore mio. Amore grande. Ma non ce la faccio più a camarada. Seguite a me. Ma sei sicuro che questa è la scorciatoia, Linu? Questa è la scorciatoia per pigliare la liscata. E se non troviamo la riscava, che succede? Ce la facciamo a noi. A noi. E chi sa venuto? E ti viene con pesce Tu sei malamente. andato a fugare, ma chi vuoi sfugare? Mr. Crisp! Mr. E Crisp! chi è quella? Ma la conosci? Ma non mi riconoscete? Signora Daniela! Sono veramente Signora felice Daniela. di rivedervi. Come state? Bene, sto aspettando degli amici sulla mia barca. Azzo! A barca! Chi sta rubando sti mezzi? Avete sempre voglia di scherzare. Potete andare voi. in America con questo. Buongiorno, Mario. Buongiorno. E questo giovanotto chi è? È mio figlio Salvatore. Sale, questa signora è una vecchia amica di papà. Si chiama Daniela. Sono scocciata di questa vita. Non ne posso più. Ho deciso di andarmene. E allora vattene, non ci scocciare più. Sì, me ne vado. Ti lascio alle tue canzoni, ai tuoi sogni di successo. Non ne posso più di vivere in questa miseria dove manca tutto, anche da Hai il mangiare. coraggio anche di lasciare tua figlia, sì? Basta! Neanche lui sopporto più. Non sopporto di sentirlo piangere, mi fa diventare pazza. Me ne vado così come mi vedi. Ho trovato un uomo che non mi farà mancare Sì, niente. sì. Guarda Va, la vattene. Ricordati Ricordati che se esci da quella porta non dovrai più venire un giorno a chiedermi di tuo figlio. Né di lui, Non dovrai né tornare mai addio. più. Vattene, vattene, ma la ferma. Mi sono trasferita a Napoli Sì. perché ho rilevato un'industria di materie plastiche. Avete fatto i soldi? E il mio numero telefonico è sull'elenco e anche sulle pagine gialle. Ditta Giada. Giada. Potete venirmi a trovare per qualunque cosa. Io vi aspetterò. Buongiorno. Buongiorno, signora. Ciao. Signora, Arrivederci. andiamo alla riscata. E arrivederci. Papà, Che vai trovando? scusa papà. Perché oggi laggiù alle barche mi hai fatto da parte quando quella signora stava per baciarmi? Ti ho fatto da parte perché passava gente. Ma certo che quella signora non mi ha più baciato. Ma ci tenevi tanto al bacio di quella signora? Non lo so. Però era molto dolce quando mi accarezzava i capelli. E come ti fissava, papà. Lascia perdere, dormiamo. Buonanotte. Buonanotte. Proprio non capisco. Possibile che non ci sia niente da fare? Vedi Mario, il settore dello spettacolo è in crisi e quelli che oggi come oggi lavorano sono dei fortunati. Proprio niente da fare, non si battono chiodi. Beh, io vado a prendere mio figlio a scuola. Se c'è qualche cosa da fare, te lo farei sapere. Salutiamo. Arrivederci. Papà, la gira annuale che organizza l'istituto. Per partecipare bisogna pagare 100.000 lire. E non ti preoccupare, hai voglia di gite che stanno.
Quest'anno ti porterò fuori in vacanza. Papà, dici sempre così. E poi come ogni anno vado al mare solo quando mi porta Dollinus. A proposito, Salvatore, ma quando fate l'allenamento? Ti voglio vedere giocare. Gioco domenica. C'è la finale del campionato tra le scuole medie. Beh, benissimo. Così veniamo tutti a vedervi. Papà, visto che non mi mandi alla gita, mi compreresti il motorino? Ancora con questo motorino. Ho detto 1000 volte che è pericoloso. Ti possono capitare incidenti e disgrazie, ma capisci o no? Ma fammi campare tranquillo, non ti preoccupare, che quando ti farai grande ne riparleremo. Sì, però tutti gli amici miei ce l'hanno. Ed io per fare un giro sul motorino di Roberto gli devo fare i compiti. Gesù, e tu continua a farglieli, non ti preoccupare, basta che ti diverti lo stesso. Sarà come dici tu. Però è da tanto che non mi fai un regalo. Salvatore, un regalo già te lo sto facendo. Ti sto facendo studiare invece di andare a lavorare a papà. E tu capisci che faccio tanti sacrifici per te. Sì, lo so, e come. E allora? Allora pensa a studiare, eh? Vorrei parlare con il proprietario. È occupato, non riceve. Dite a me, mi servo io. No, voi non mi servite. A voi? Agli altri gli servo. Impertinente. Ma che succede? Che onore, signora Chetti. Prego, prego, accomodatevi. Vai. Vada. In verità vi credevo solo. Non sapevo di trovarvi in dolce compagnia. A che devo questa visita? Ecco qua. Non vi nascondo che prima di prendere questa decisione ho riflettuto a lungo. Mai avrei voluto fare una cosa simile. Ma poi ho pensato, ne scusate, io tengo. E magari tengo a fare. Manca la uso. Fin da quando ci siamo parlati la prima volta che ci sto pensando e mi sono detta, ma chi la do se non a lui? È una persona seria, non parlerà con nessuno, perché nessuno lo deve sapere. Beh, ma io sto capendo pure, no? Io tengo una patacca tanta, ma proprio tanta. Io sono sicura che come la vedete schiaffate faccia in terra. Si capisce, siete ride tante. Io ci vado a piazzare ride. Ho visto valere che fosse una patacca qualunque. È una patacca di gran valore. Vero. Dico che la già parlare. Vero. Ne volete ricavare pure soldi? Non si capisce. Ma caro, come senza niente. Tutto quello che ne ricaviamo facciamo metà per ciascuno. Ecco, sono un agricoltore. Quello è un valore. Io perciò la tengo sicura. Io la tengo a vista. Si capisce. Ti ha dato ride. Niente cassa. Niente. Niente cassa. Mi si cascia. La patacca mi si cascia. Io non volete mettere più sicuro là. E a chi lo posso su? Ma adesso a voi ve la faccio vedere. Vero. Qua. A casa mia. A casa vostra. E che ci vuole? E subito la roba e cassa la faccio aprire. A me va bene l'infarto. E schiaffi e faccio te. E a strumbola che dice? E che deve dire? Quello è contento che io faccio soldi. Allora pure lo scurnacchiato. Salvato si bello, si più grande di Belén. Se ne vanno scende per competere con te. Arbitro venduto ma non vira chi lo la che fa. Sullo 0-0 stiamo ancora, ma perché? Dammi chi tu spizia canareta così. Forza che si meglio cannoniera che ci sta per me. O prima tempo è fornuto già, con risultati di parità, lo quarto d'ora in eternità, se lo segnale va cominciare. Cari sportivi da Sconvollo, riprendiamo la linea dallo stadio comunale dove si stanno incontrando le squadre del Boris Bellini e Giovane Rinascita. Le squadre hanno terminato il primo tempo con risultato di 0-0 e si apprestano a ritornare in campo. Squadre al completo, senza nessuna sostituzione. L'arbitro dà il segnale di inizio del secondo tempo e il Boris Bellini che dà
il calcio d'avvio. L'ala sinistra passa all'ala destra. Aria di rigore all'ala destra del rosso blen, è buttata a terra mentre stava per segnare. L'arbitro ha concesso un rigore come no c'è sta. Alla sul dischetto sto rigore lo dire tu, pubblico all'invito un silenzio attorno a sta. Fischio di rete ce la fatta Salvatore. E allora Sal come sta? Sta bene, studia e gioca a pallone. Bene, così avremo un campione di calcio in famiglia. La mia famiglia non è la tua. Semmai avrò un campione. E allora? Dimmi. Puoi parlare apertamente, Mario. Mi dicessi che potevo venire da te Continua. in caso di bisogno. E poiché non lavoro da molto tempo, sai, ho fatto dei debiti con persone poco pulite. Vogliono essere pagati prima del tempo e minacciano e ricattano. E temo per mio figlio. Il signore ha bisogno di soldi e mi nega il diritto di baciare mio figlio. Sì. Perché? Non ritorniamo su cose decise anni fa. È sempre mio figlio. Se sono venuto è perché... Perché ti ho invitato io. è perché ti ho creduto sincera. Senti, Mario, posso portare qualche volta Sal a spasso con me? È meglio che Sal te lo scordi. Ma sono sua madre. Una volta lo eri. Ora se mi dai una mano l'accetto. Se no, lasciamo perdere. Ma quando la finirai di fare l'orgoglioso, l'egoista e il prepotente? Lo vuoi capire che nessuno eri quando ti ho lasciato e nessuno sei oggi? Anzi, ti ritrovo anche peggio di prima. Mi meraviglio soltanto che tu non sia ancora finito in galera. Comunque, ti propongo un patto. Tu mi lasci vedere mio figlio e io ti do tutti i soldi che vuoi. Mai e poi mai ti darò mio figlio per i tuoi sporchi soldi. Salvatore non è in vendita. Va bene, va bene. E allora dimmi quanti dei miei sporchi soldi ti servono, perché io adesso ho da fare. Sono una che lavora io. Ho bisogno di 2 milioni. 2 milioni. Adriana? Sì, signora? Mi prepari un assegno intestato al signor Mario